Positivo il riscontro turistico fatto dal governatore Schifani sulle presenze in Sicilia nel corso della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, che si è appena chiusa a Milano e che registrano una crescita di oltre l'11%, al di sopra del 3,7% registrato nazionalmente. Tra gennaio e marzo addirittura è stato raggiunto il 23%. Le iniziative messe in campo dal mio governo nel turismo stanno dando risultati tangibili. Fin dal nostro insediamento abbiamo puntato in maniera convinta sulla destagionalizzazione, anche attraverso il progetto Sicilia d'inverno, ha detto il Presidente della Regione a consuntivo della conferenza stampa nello stand BIT della Sicilia. Con l'assessore al turismo Amata, il Governatore ha presentato inoltre i dati sulle presenze turistiche dello scorso anno e le iniziative per promuovere l'isola come meta turistica di tutto l'anno. Stiamo lavorando ancora più alacremente al nostro progetto che abbiamo lanciato l'anno scorso della Sicilia in inverno. I dati parlano da sé, io e l'assessore Amata, che ringrazio per il suo impegno e per averci creduto, stiamo portando a casa un aumento delle presenze turistiche. Tendenzialmente aumentiamo molto nel turismo invernale rispetto alle altre regioni. Puntiamo su questo e puntiamo anche su un turismo internazionale. Abbiamo rafforzato gli scali di Palermo e Catania, avranno dei collegamenti diretti con New York, cosa che prima non c'era, e questo determinerà anche l'arrivo di un turismo d'élite, perché saranno previste da alcune compagnie la possibilità della business, quindi puntiamo anche su questo. Sono molto contento di quello che stiamo facendo sul turismo. È una Sicilia che cresce anche sotto il profilo occupazionale, sotto il profilo del PIL. Questi sono dati che ci riconoscono gli osservatori internazionali, non chi vi parla. Anche quest'anno la Sicilia presente alla BIT col suo padiglione, accompagnata dalle nostre imprese, dalle nostre organizzazioni territoriali, le DMO e tanti ospiti. Cominciamo questa nuova edizione con una buona notizia: abbiamo ricevuto per il 2024 l'Oscar del turismo da parte dell'MHR Awards e siamo veramente orgogliosi. Significa che obiettivamente abbiamo fatto un lavoro che ci ha portato a questo risultato, che chiaramente ci fa continuare il nostro lavoro come governo regionale, guardando in maniera positiva a questo 2025. Domani daremo i dati che, vi anticipo, sono assolutamente positivi rispetto alle presenze. Presenteremo il calendario 2025 e tutte le azioni che metteremo in campo per il nuovo anno. Con il governo Schifani abbiamo deciso di destagionalizzare il turismo e quindi insieme alla collega Elvira Amata stiamo lavorando perché l'offerta turistica sia più variegata possibile durante tutto l'anno. Io, come assessore regionale al territorio e ambiente, apro le nostre bellezze naturali, i nostri parchi, le nostre 75 riserve, i nostri geositi, i geoparchi UNESCO. Abbiamo una potenzialità enorme di bellezze, di aree protette, di boschi vetusti, di possibilità di stare sul mare o anche in montagna, di poter sciare guardando il mare, che solo la Sicilia può offrire.